Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG, il focus sulla nostra economia. Un'economia a tutto bit abbiamo titolato questa sera perché ci siamo scoperti sempre più tecnologici, sempre più digitali. Lo abbiamo fatto soprattutto in quest'ultimo periodo, quando rinchiusi nelle nostre case ci siamo resi conto di quanto la tecnologia sia importante e fondamentale per le nostre vite, per migliorarla in alcuni casi, per complicarla in alcuni altri, perché il rapporto con la tecnologia non è sempre così facile. Quello che però le nostre aziende si sono accorte da tempo è che la tecnologia è fondamentale per affrontare i mercati, le sfide del futuro. Insomma, se non ci si attrezza anche da questo punto di vista, la partita anche nel confronto con il resto del mondo sarebbe persa. In Friuli Venezia Giulia abbiamo un distretto delle tecnologie digitali, il cluster di Tedi, che mette insieme tutte queste realtà, le supporta e a loro volta queste realtà supportano appunto le nostre aziende manifatturiere e non solo. Noi parleremo delle tecnologie digitali nella trasmissione di questa sera, perché è stato fatto proprio dal cluster di Tedi un report che ha analizzato la situazione di questo settore nella nostra regione per la prima volta, e allora affronteremo questo tema con alcuni ospiti in studio, altri in collegamento e altri ve li proporremo come contributo. Allora io vi presento subito gli ospiti di stasera, a cominciare da Francesco Contin. Buonasera, project manager del cluster di Tedi. Buonasera. Buonasera. Al suo fianco c'è la professoressa Maria Chiarvesio, professoressa di economia e gestione delle imprese dell'Università di Udine e anche curatrice del report. Buonasera, professoressa. Buonasera. E poi ci sono le aziende, alcune le abbiamo portate qui in studio. La prima è quella di Daniele Angeli, fondatore e CEO di Molo 17. Buonasera. Buonasera. E buonasera anche a Nicola Bosello, titolare di Nord-Est Servizi Eurosystem. Buonasera a tutti. Abbiamo poi in collegamento, perché visto che parliamo di tecnologie, le tecnologie ci aiutano anche da questo punto di vista, Andrea Virgilio, CEO di Apply. Buonasera Virgilio. Buonasera a tutti. Eccolo qua, lo vediamo molto bene. Allora, io chiederei a Francesco Contin di partire subito a raccontarci brevemente che cos'è il cluster di Tedi e poi come è nata l'idea di questo report che insomma fotografa la situazione del settore. Ti ringrazio. Allora, di Tedi nasce nel 2009 e all'epoca c'erano i distretti industriali e la regione intera si è sviluppata per anni attorno a questa figura dei distretti. E in quel periodo all'epoca ci si era resi conto che nella zona nord di Udine, quindi tra i comuni di Udine, di Tavagnacco e di Reana del Roiale, c'era una grande concentrazione di imprese del settore tecnologico, tale che permetteva a numeri alla mano di creare formalmente un distretto industriale. Nasce allora di Tedi, che sta appunto per Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali, e da lì si è cominciato a fare attività di supporto alle imprese, di raggruppamento delle imprese e di attività anche e soprattutto di diffusione di cultura digitale verso le imprese stesse, verso cittadini e comuni limitrofi. E la normativa di riferimento poi negli anni è cambiata. Nel 2015 con la legge regionale Rilancio Impresa la regione si è organizzata in cluster settoriali e di Tedi è stato identificato come l'ente che ha il compito di gestire e animare il cluster regionale delle imprese ICT. Vi siete quindi insomma allargati, diciamo, in 10 anni? Sì, esatto, abbiamo assunto questo ruolo regionale e ci viene dato mandato dalla Regione Friuli Venezia Giulia di rappresentare un po' il comparto ICT e portare loro le istanze e portare dati e informazioni del territorio verso gli uffici regionali e verso i decisori politici. Quante sono le aziende che oggi gravitano attorno a questo distretto? Allora, ne abbiamo al nostro interno, con un rapporto più stretto di affiliazione, quasi un centinaio con cui abbiamo contatti diretti e costanti quotidiani. Le imprese del settore ICT che ci proponiamo di rappresentare sono un po' di più, sono circa 2000, poco meno,
e chiaramente a livello di rappresentanza cerchiamo di rappresentare e di portare poi servizi e istanze a tutte le imprese che ne fanno parte. È un settore naturalmente in grandissima espansione, accennavo prima al fatto che quest'anno l'avete fotografato proprio con un report che vedo che peraltro ha in mano. Sì, esatto, il report che ho portato anche qui questa sera ci è venuta l'idea di fare un'analisi, di fare una fotografia di quello che è il settore e l'andamento economico del settore, anche e soprattutto alla luce di quello che è successo dal gennaio, dal febbraio dello scorso anno, per cui come il Covid ha impattato sulle aziende e quali sono le prospettive future. È un'analisi che abbiamo fatto e in cui abbiamo incaricato l'Università di Udine e di Trieste con 3 docenti, la professoressa Chiarvesio che è qui con me questa sera e la professoressa Tabacco, entrambe dell'Università di Udine, e il professor Bortoluzzi dell'Università di Trieste, ed è stato fatto questo lavoro di analisi partendo da un questionario somministrato alle imprese tra i mesi di luglio e di novembre del 2020 e poi una serie di interviste più verticali a 12 imprenditori, a 12 imprese che abbiamo ritenuto più significative sotto diversi punti di vista. E allora alcuni numeri e che cosa emerge da questo report ce lo facciamo raccontare proprio dalla professoressa Chiarvesio. Sì, buonasera. Sì, in questo report l'obiettivo era quello, inizialmente è stato progettato, è stato pensato il lavoro in una fase pre-Covid e quindi l'obiettivo era quello di andare a comprendere in un settore comunque importante in sé, ma poi importante perché trasversale, no, di supporto agli altri settori del territorio, insomma di digitalizzazione si parla da parecchio tempo, negli ultimi anni si parla molto di Industry 4.0, quindi dare a comprendere in che modo queste aziende, che ruolo hanno, quali sono le strategie che mettono in campo, qual è l'organizzazione, i percorsi, i modelli di business, il modo in cui si rivolgono al mercato diventava insomma un elemento assolutamente interessante, come diceva poco fa Francesco Contin. Dopodiché abbiamo trovato il Covid e quindi abbiamo anche inserito questo aspetto in termini di rilevazione. Per quanto riguarda magari così intanto alcuni cenni su quello che è l'attività di queste imprese, noi abbiamo seguito un campione di imprese che però va dai produttori di hardware, dal software alla consulenza, alla produzione di servizi, quindi un campo abbastanza ampio. E quello che innanzitutto è emerso è che l'offerta è un'offerta di attività in parte interconnesse, come avete visto passare così alcuni numeri, sono pochissime le imprese che si occupano di una sola attività specifica, ma più spesso c'è un abbinamento di queste attività perché chi offre hardware probabilmente sviluppa anche una parte di software funzionale a questo e viceversa. Ecco, interessante anche il fatto che le imprese sono entrate tutte quante nel mondo Industry 4.0, quindi ancora i risultati non sono ancora altissimi, sono soprattutto su alcune tecnologie, quelle che sono più consolidate, che hanno magari trovato un pochino maggior riscontro sulle imprese, però sicuramente c'è una forte orientamento all'innovazione in questo senso e per una pluralità di settori, per cui i settori di sbocco sono molteplici e quindi le aziende che supportano, si orientano molto insomma, complessivamente al territorio. E ecco, lo fanno molto con orientamento al territorio locale, forse uno sforzo in più in prospettiva dovrà essere fatto, ma perché c'è il potenziale e c'è l'offerta possibile anche in temi più ampi a livello nazionale, a livello internazionale, che oggi forse sono i mercati che sono un po' più meno diciamo, toccati dalle imprese regionali. Sono tutte aziende giovani queste? Che storia hanno? No, in realtà noi abbiamo così, focalizzato l'attenzione su diciamo, abbiamo campionato aziende, alcune hanno anche più di 20 anni, altre sono giovani, quindi una
storie diverse con percorsi diversi. È interessante anche rilevare, abbiamo cercato di comprendere quali sono stati i percorsi di crescita di queste imprese, è interessante anche cogliere che se c'è una componente di imprese piuttosto consolidata che fosse raggiunto certe dimensioni che ormai sono considerate stabili, c'è una quota di aziende assolutamente dinamiche che sono anche le più innovative, alcune di queste sono nate proprio veramente nel solco dell'Industria 4.0 di cui parlavamo prima, molto attive con tassi di crescita importanti e notevoli che sicuramente sono estremamente interessanti per le dinamiche che hanno. E allora abbiamo detto, giovani o meno giovani che siano, di sicuro chi le guida è abbastanza giovane, come vediamo qui anche dai nostri ospiti in studio. Allora chiedo a Daniele Angeli di raccontarci un po' che cos'è, com'è nata e che cosa fa Molo 17, azienda pordenonese. Grazie, buonasera a tutti. Molo 17 è un'azienda che sviluppa software su misura. Ci identifichiamo quindi come degli abili sarti che cuciono degli abiti alla perfezione per quelle che sono, diciamo, le idee dei nostri clienti. Siamo oggi una trentina di addetti, abbiamo una storia di 10 anni, quindi è un po' che siamo sul territorio presenti e la nostra forza è identificata nel nostro metodo di lavoro, che un po' deriva dalla Silicon Valley, dove nascono start-up in grado di scalare, ma che hanno nel DNA un processo di lavoro, un processo di sviluppo del software che abbiamo portato all'interno del nostro mondo, della Molo 17. Questo l'abbiamo fuso con quello che è il saper fare italiano, tipico dell'italianità, quindi l'attenzione ai dettagli, alla qualità, all'arte, ed è nato appunto un metodo di lavoro che ci permette di servire clienti trasversalmente in tutti i mercati, per aiutarli a competere, quindi li accompagniamo in quello che è un percorso di competitività in un mercato internazionale. Quindi ecco, software e anche un'ambizione a lavorare anche al di fuori dei confini. Quali sono i vostri clienti, così aziende che insomma si occupano di un po' di tutto, immagino, perché poi sì, la tecnologia va ad aiutare a sostenere tutti i settori? Abbiamo dal mondo bancario con un'azienda che è leader in Italia nel settore, fino ad arrivare anche ai servizi di emergenza medica, quindi veramente qualcosa che tocca un po' sia il mondo sociale e ha un impatto poi su tutti i cittadini, sia anche poi il mondo finanziario. Bene, grazie intanto, noi ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti per raccontarvi altre storie ed entrare ancora di più nel dettaglio del report FVG Digitale. A tra poco. Rieccoci con Economai FVG, parliamo del mondo digitale questa sera grazie al report del cluster di Tedi proprio sulle tecnologie digitali e sulle aziende che ruotano attorno a questo mondo. Abbiamo sentito l'esperienza di Molo 17, adesso parliamo con Nicola Bosello, titolare di Nord-Est Servizi Eurosystem, azienda udinese, e anche voi diciamo che su questo settore insomma, state giocando un ruolo importante. Sì, buonasera a tutti. Sì, un ruolo sicuramente importante, lo viviamo da più di 25 anni perché l'azienda è abbastanza storica nella regione, ma si mantiene giovane perché l'obiettivo ovviamente del digitale è sempre innovazione spinta. Diciamo che il nostro percorso è stato abbastanza particolare perché è partita da un'azienda familiare, è cresciuta nel contesto regionale e poi nel 2016 ha voluto fare un salto importante perché chiaramente la regione può dare molto, ma a livello di opportunità, come si è poc'anzi detto anche nel rapporto dalla dottoressa Chiaravesio, chiaramente l'ambito nazionale e multiregionale è quello che sicuramente può far crescere ancora di più le nostre imprese. Quindi il nostro approccio è stato di apertura totale al capitale e abbiamo quindi chiuso un accordo molto stretto di aggregazione con una realtà del Veneto e questo ci ha visti portare una complementarità di territori, di culture e di innovazioni tecnologiche diverse rispetto a quelle che portavamo noi su tutto lo scenario del centro-nord Italia. Quindi oggi Nord-Est Servizi fa parte di una compagine sociale molto, molto ampia che lavora su tutto il territorio del centro-nord Italia, su tutte quelle che sono le linee strategiche dell'innovazione digitale, quindi accompagniamo tutti i clienti del settore privato ma anche della pubblica amministrazione nel percorso di digitalizzazione spinta fino all'industria 4.0, con anche molta attenzione a una parte di sicurezza. Chiaramente l'azienda è più grande rispetto a quello che era prima,
e ha dovuto strutturarsi in maniera diversa rispetto a quello che poteva fare quando era diciamo solo Nord-Est Servizi. E Ci fa la qualche logica... esempio concreto di quello che fate, anche se il Certo. vostro settore diciamo che spesso non riesce a essere così percepito, così materiale, perché però insomma dietro a quello che fate voi poi insomma si aprono dei mondi. Sicuramente, non siamo, per la dimensione non possiamo essere verticali su un'unica proposizione, ma la logica è di specializzarsi, quindi di creare delle linee di business all'interno dell'azienda che occupino un concreto comparto. Quindi abbiamo un'azienda creata sulla cyber security che si chiama SecureB, abbiamo un comparto che fa solo la filiera dell'industria 4.0, quindi per la digitalizzazione della parte industriale, abbiamo un comparto che fa sviluppo di ERP e gestionali, e un comparto che invece fa tutto il supporto sistemistico, architetturale e infrastrutturale di tutte le imprese. Quindi la logica è offrire uno scenario molto ampio a tutte le imprese, ma verticalizzando all'interno le competenze per ogni singolo settore. In 25 anni come è cambiato l'approccio anche delle aziende rispetto a realtà come le vostre? Perché immagino che 25 anni fa c'era la volontà di sperimentare, di innovarsi da questo punto di vista, ma forse era meno capibile di oggi in un certo senso, ecco. Beh, cito una battuta che mi ha fatto mio papà quando mi ha ceduto il testimone, mi ha detto: io non vi invidio nulla, nel senso che era un'informatica che dava molto negli anni 90 e che sicuramente era più semplice. Sì. La complessità che abbiamo raggiunto oggi è decisamente diversa, sia nel far rendere bene le aziende, sia nel proporsi, perché è quotidiano ormai il cambiamento. Per quello dico, un'azienda che comunque ha una storicità è sempre un'azienda nuova, perché deve innovare costantemente e ci obbliga al mercato in cui viviamo. E assolutamente, non state mai fermi, immagino che anche la Epley non sia mai ferma, lo chiedo al CEO Andrea Virgilio che è in collegamento con noi, insomma qual è la vostra esperienza, la vostra realtà e di che cosa vi occupate oggi? Grazie mille, buonasera a tutti. Noi siamo abbastanza simili sia come struttura che come proposta di valore a Molo 17, a Daniele. L'unica differenza è che noi siamo partiti abbastanza recentemente, perché la nostra organizzazione è partita ad aprile del 2019, quindi insomma, mi piace definirci una Covid company, perché abbiamo dovuto vivere una crescita rapida in un momento nel quale non ci si riusciva né a vedere né a sentire, ma allo stesso tempo bisognava crescere, bisognava supportare dei clienti che avevano bisogno di trasformare quelle che sono state le esigenze impellenti di digitalizzazione in modo rapido e concreto. Quindi anche la nostra organizzazione di una trentina di persone, abbiamo attualmente base a Udine, ma sono d'accordo con i colleghi che la regione oltre una certa dimensione fa effettivamente fatica a dare abbastanza offerta e quindi occorre allargarsi ed estendersi anche su territori un po' più legati a al Triveneto o nel caso, come si diceva prima, anche tramite dei percorsi di filiera all'estero. Quindi sicuramente nei prossimi anni vedo un'organizzazione che terrà una forte base regionale anche per un mio attaccamento al territorio, ma allo stesso tempo sarà necessario allargarsi verso territori extra regionali. Ecco, ho detto una Covid company, professoressa Chiarvesio, il Covid quanto è stata una molla per dare ulteriore spinta a questo settore, se ce ne fosse bisogno, o contrariamente a quello che si può immaginare ha creato degli ostacoli, anche da quello che emerge dal vostro report naturalmente? Allora, diciamo che il Covid ha enfatizzato ancora di più il bisogno di digitale, e questo se mai ce ne fosse bisogno. Rispetto al comparto, chiaramente questo ha portato da un lato a far emergere nuove esigenze, tutto il tema della riorganizzazione anche delle relazioni per lavorare da remoto è stato un tema centrale da questo punto di vista, doppio all'interno delle stesse imprese del digitale e dall'altro per i clienti. Chiaramente sull'altro fronte
dicevamo prima, no? Queste imprese si rivolgono a una pluralità di settori, alcuni di questi comunque sono entrati in difficoltà a causa della crisi, e questo ha portato a rallentare magari alcuni dei progetti che erano stati messi in campo, quindi da un lato bisogno di digitale, però dall'altro difficoltà a sostenere gli investimenti che erano stati messi in campo. Quindi insomma, si sono mosse un po' queste due forze. Che cosa abbiamo rilevato? Ovviamente noi l'indagine l'abbiamo fatta lo scorso anno, quindi in una fase in cui non si sapeva poi come sarebbe stato il futuro. Quello che in quel momento lì abbiamo recepito, sia attraverso i numeri ma anche attraverso le esperienze, è che comunque le imprese hanno messo in campo una pluralità di progetti, alcuni proprio a supporto dei clienti, quindi in alcuni casi proprio innovazioni di prodotto, nuovi servizi, perché le esigenze cambiano. Proviamo a pensare a tutto il tema della manutenzione a distanza nel momento in cui non ti puoi muovere, oppure a supporto di comunicazioni, insomma, da remoto, tutto il tema del commerciale, insomma i viaggi non si facevano più, quindi nuovi prodotti, nuovi servizi per supportare i clienti da questo punto di vista, o aiutare i clienti a riorganizzare le relazioni e le comunicazioni interne. In altri casi in progetti rivolti all'interno, quindi nel momento in cui magari il mercato era un pochino più insomma, meno effervescente da questo punto di vista, alcune aziende hanno anche approfittato per rivedere internamente, ristrutturarsi o ridefinirsi, o comunque lavorare anche su nuovi modi di connettersi, di lavorare, che poi rimarranno anche nel post-Covid. In genere dal punto di vista comunque della valutazione complessiva, qui vediamo le performance, queste erano aziende che nella fase pre-Covid avevano avuto insomma dei riscontri positivi dal punto di vista dei risultati, e in piena crisi Covid però continuavano a rimanere abbastanza positive, nonostante appunto in alcuni casi ci potessero essere anche delle difficoltà. Continui, il settore però con il Covid, bisogna dire, ha dovuto mutare ancora più rapidamente, adeguarsi alle esigenze dei clienti, che delle nostre imprese di fatto, che si sono accorte improvvisamente che anche il mondo a distanza, anche il mondo da remoto esisteva ed era fondamentale. È stato naturalmente, insomma, ne avremmo fatto volentieri a meno in un certo senso, però ci siamo accorti anche di quanto questo sia importante. Sì, effettivamente il Covid e la crisi che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo ci ha portato dei cambiamenti nel quotidiano, nel modo di vivere, nel modo di organizzarci, nel modo di lavorare. E le imprese ICT regionali sono state a supporto delle imprese degli altri settori, soprattutto in questo, e quindi nel cercare di aiutarli nel riorganizzarsi sia a livello di strumenti e di tecnologie, ma anche a livello di organizzazione interna. Le aziende stesse probabilmente hanno subito meno un impatto negativo rispetto agli altri settori, perché erano aziende che erano già abituate a lavorare talvolta in remoto, sicuramente con documenti condivisi, tutto online, e quindi nel momento in cui da un giorno all'altro ci si è ritrovati a casa, le aziende ICT non hanno avuto delle ricadute, perché erano già abituate a lavorare in questo modo. Hanno supportato con la loro esperienza e con la loro competenza in termini di digitale ad effettuare questa trasformazione anche alle altre imprese che solitamente non erano abituate a lavorare così. Adesso per forza di cose ci si è abituati un po' tutti e non si tornerà più indietro. Credo che le imprese, le organizzazioni, dopo aver imparato a lavorare in questo modo, difficilmente torneranno indietro con i metodi pre-Covid. È una cosa buona che ci portiamo dietro da questa pandemia. Sì, purtroppo, per fortuna, sono crisi che permettono dei miglioramenti, dei piccoli miglioramenti su alcune cose, chiaramente con tutte le difficoltà del caso, per cui non diremo mai per fortuna c'è stato il Covid, certo, ma ha aiutato ad organizzarsi in maniera diversa, e le imprese che hanno colto i segnali positivi da questo ne beneficeranno sicuramente nei prossimi periodi. E avranno e hanno sicuramente una marcia in più. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare di questo con i nostri ospiti. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, stavamo parlando appunto del settore digitale, di come anche il Covid lo abbia cambiato, in alcuni casi abbia anche accelerato alcune trasformazioni. Angeli, anche il rapporto con i clienti per voi è mutato in questo periodo, no?
Completamente, sì. Abbiamo stravolto quelle che sono le dinamiche di acquisizione dei clienti. Il calzolaio ha sempre le scarpe rotte, il nostro sito precedente non comunicava effettivamente quello che magari io potevo comunicare al telefono o di persona, che è quello poi il vantaggio del pre-Covid, cioè poter interagire con altri umani, andarci a tavola, costruire relazioni in fiera, ad eventi, e poter quindi trovarsi di persona. Cambiando questo abbiamo dovuto fare un percorso di comunicazione anche noi, quindi un percorso di investimento interno per rivedere la nostra immagine, rivedere la comunicazione e come si andava ad approcciare nuovi mercati, nuovi segmenti, perché quelli precedenti erano bloccati dal Covid, quindi abbiamo dovuto stravolgere quelle che sono le strategie di vendita e di acquisizione dei clienti. Ecco, volevo sentire da Virgilio se nascere proprio e muovere i primi passi in tempi Covid per voi è stata un'opportunità o una difficoltà ulteriore, essendo proprio all'inizio, diceva, insomma, siete nati nel 2019, avete dovuto subito fare i conti con questa pandemia. Sì, diciamo che appunto noi in realtà non siamo riusciti ad adottare l'approccio che diceva Daniele, cioè c'è stato letteralmente impossibile perché i primi mesi ci stavamo organizzando e poi siamo entrati subito in modalità emergenza, quindi sì, noi alla fine abbiamo integralmente sfruttato il digitale come soluzione per riuscire ad avere clienti e principalmente posso dire che uno degli strumenti che ci dà maggiori risultati è LinkedIn, dove effettivamente sapendolo usare bene riesce a ottenere qualunque tipo di risultato, perché hai la fortuna di poter veramente parlare con chiunque ed è una dimensione che era impensabile fino a un po' di anni fa, che chiamavi in ufficio e la segretaria di direzione ti impediva di parlare con il CEO, il direttore generale, mentre adesso hai tra virgolette un filo diretto, quindi questo sicuramente ha cambiato completamente anche il modo col quale bisogna approcciare. Ritengo che il digitale permetta alle persone e alle organizzazioni di essere anche un po' più coraggiose, quindi essere un po' più spavaldi, sicuri di se stessi, ma allo stesso tempo non farsi spaventare da quelle che sono delle nuove metodologie di comunicazione che richiedono molta pratica e anche molta strategia, quindi non è facilissimo ottenere risultati, abbiamo faticato non poco. Benissimo, grazie. Adesso vi proponiamo un'altra voce di un'altra azienda, la Tempestive di Paolo Santin, che è il titolare, ha sede al Polo Tecnologico di Pordenone, ci racconta qualcosa di questa azienda, proprio Paolo Santin, sentiamo. Sono Paolo Santin, amministratore delegato di Tempestive, azienda insediata al Polo Tecnologico. Per noi la ricerca della competitività è passata soprattutto attraverso la capitalizzazione di quelle che erano le nostre esperienze, le nostre competenze e per cercare di renderle stesse in forma di servizi ripetibili o ancora meglio verso la trasformazione dei prodotti. Soprattutto nell'IoT abbiamo investito molto, abbiamo realizzato una soluzione che non è più la realizzazione di progetti custom sui clienti, ma è di fatto un prodotto standard che permette di essere rapidamente online, di ridurre naturalmente i costi di investimento iniziali e di ottenere un servizio che cresce sempre con le necessità dei clienti. Non è stato semplice perché abbiamo dovuto naturalmente investire tantissime ore di ricerca e sviluppo per questa cosa, comunque eravamo già abituati a fare molta ricerca e sviluppo nel passato ed è stata un'esperienza interessante che è tuttora in corso naturalmente, perché questa è la strada che abbiamo deciso di intraprendere per rimanere al massimo della competitività e dare ovviamente i migliori servizi possibili ai nostri clienti vecchi e speriamo anche nuovi naturalmente. Ci siamo avvalsi anche di relazioni, di esperienze e della consulenza di Gartner, che è il numero 1 nella consulenza IT del mondo, che ci ha aiutato anche nel individuare quelli che erano gli obiettivi principali e le strade da percorrere per fare in modo che questi siano sì magari rispondenti alle nostre capacità tecnologiche, ma anche naturalmente adeguati a quello che è il mercato e la richiesta dello stesso. Le parole di Paolo Santin, che ne ha usate due in particolare, ricerca e sviluppo, professoressa Chiaraveggio, due parole fondamentali perché non ci si può restare fermi di sicuro, ma bisogna continuare a sperimentare, a provare e anche questo comunque richiede risorse umane, capacità, strategie e visione.
Sì, in effetti un po' le aziende che abbiamo intervistato, che abbiamo sentito, che abbiamo qui, da questo punto di vista si caratterizzano per essere estremamente attive da questo punto di vista, quindi fortemente orientate all'innovazione, tutte molto strutturate anche dal punto di vista della ricerca e sviluppo interna, anche se dimensionalmente piccole, quindi questo è un elemento di attenzione. E anche nel periodo appunto Covid una delle linee su cui hanno lavorato di più era proprio quello di innovare i prodotti, quindi pensando a nuove soluzioni, nuovi servizi per far fronte a quello che in quel momento era un'emergenza di un certo tipo, che però rispecchia le linee su cui costantemente si muovono. E questo viene fatto attraverso, ecco, ribadire insomma, che la qualità delle risorse umane, le competenze all'interno delle imprese diventa un elemento cruciale, e anche coltivare la crescita delle persone, i contesti e gli ambienti di lavoro è un altro elemento importante. Da questo punto di vista la quota per esempio di laureati è estremamente elevata rispetto ad altri comparti. Ecco, sono risorse umane non giovanissime, ci potremmo aspettare delle aziende con un'età media più bassa, in realtà in termini di personale, in realtà un pochino alta. C'è da chiedersi se su questo può intervenire il fatto che è difficile anche trovare, c'è un problema di skill shortage sul mercato, quindi c'è una richiesta di risorse che però è anche superiore rispetto a quelle che si trovano sul mercato, quindi magari questo elemento può incidere da questo punto di vista. Ecco, altro elemento interessante è che qui abbiamo appunto delle aziende che hanno anche investito molto internamente proprio sul contesto di lavoro, sul welfare aziendale, sulla cura delle proprie risorse e del rapporto con il cliente, che diventa un elemento importante per sostenere i processi di innovazione. Conti, in queste aziende, che insomma abbiamo sentito non sono proprio poche in una realtà che non è enorme come il Friuli Venezia Giulia, per questo magari si cerca anche di ampliare i propri confini, riescono a fare rete tra di loro o sono concorrenti e quindi di fatto magari si possono dare una mano, però sempre con attenzione perché l'ambito è quello e quindi amici sì, ma poi alla fine quando si fanno gli affari insomma ognuno guarda se stesso. No, c'è da dire, ed emerge anche da alcuni dati che abbiamo analizzato nel report, che l'innovazione avviene anche e soprattutto nella collaborazione tra le aziende, sia dello stesso settore che di settori differenti. E devo dire dal mio punto di vista, dall'osservatorio che ho, che c'è un buon rapporto, un buon clima tra le aziende. Poi chiaramente i clienti, soprattutto regionali, sono quelli e quindi talvolta ci si li ruba, ma non è una questione di vita o di morte, ma soprattutto è scelta del cliente che poi magari decide di cambiare fornitore, però vedo collaborazione anche e soprattutto informale, nel senso che ci viene chiesto anche di poter lavorare di più sulle reti e sulle aggregazioni di imprese, però talvolta le imprese collaborano veramente in modo informale, quindi probabilmente anche senza formalizzare effettivamente niente, e c'è una grande collaborazione se poi si trovano degli obiettivi comuni, come un cliente un po' più grande o dei mercati da approfondire, mercati esteri, esterni. Soprattutto lì no, è importante fare squadra, magari per riuscire, non solo chiedo ad Angeli, ecco, da questo punto di vista si può insomma, mettersi assieme per aggredire mercati dove insomma, decisamente la concorrenza insomma, non si può andare da soli. Assolutamente fondamentale. La partnership strategica con aziende più grandi o di simili dimensioni o anche più piccole è fondamentale per essere contaminati e quindi poter avere un offering diverso, complementare con quello che prima magari l'azienda non fa, perché si parla di informatica, si parla di intangibile, ma anche noi di informatica non sappiamo tutto quello che c'è in questo mare dell'informatica, quindi abbiamo bisogno di competenze che anche noi andiamo a prendere da altre realtà più grandi, più piccole, o che abbiamo bisogno di diciamo, aggregare per arrivare da un cliente che magari è dall'altra parte del mondo. Siamo convinti di avere uno specifico expertise in un segmento e magari bussiamo alla porta di un potenziale nostro competitor, se visto così, perché fa anche lui informatica, ma in realtà è qualcuno che ci può aprire una porta e insieme si può fare un mercato nuovo, diverso o maggiore valore aggiunto per il cliente finale stesso che ci sceglie. Ecco, si diceva mancano forse un po' i giovani in ricambio perché non ce ne sono abbastanza, le nostre scuole, gli ITS riescono a offrirvi figure di qualità?
Sì, beh, assolutamente. Non c'è, diciamo, sul nostro territorio magari la potenzialità di poter sfornare centinaia di programmatori ogni anno, tante quante sono le richieste sicuramente delle aziende, anche dei miei colleghi del mondo ICT, però si cerca di andare, diciamo, a caccia di talenti anche fuori dalla regione. Noi per esempio abbiamo abbracciato moltissimo il remote working da tanti anni, per cercare proprio di poter avvalersi delle migliori competenze che l'Italia in maniera ancora più ampia ha. E poi l'estero anch'esso ha delle opportunità da cogliere da questo punto di vista, quindi sì, magari con diciamo, la capacità di superare quello che è l'ostacolo della lingua, perché molto spesso per molti potrebbe essere un freno, ma si riesce a collaborare anche con colleghi che sono in altre regioni del mondo, piuttosto che con altri fusi orari. Anche questa è una bella challenge. Eh sì, adesso vi proponiamo un'altra storia, perché dovete pensare che dietro al successo di Luna Rossa, che è arrivata alla finale della Prada Cup, c'è anche il merito di una tecnologia che è tutta made in Friuli Venezia Giulia, perché infatti il software che è stato utilizzato per la progettazione del monoscafo è prodotto dall'azienda triestina Esteco, e noi sentiamo il presidente Carlo Paoloni che insomma ci racconta della loro attività. Vediamo. Sono Carlo Paoloni, cofondatore di Esteco SPA e docente di progetto di macchine all'Università di Trieste. L'evoluzione di Esteco negli anni è stata quella di partire dalla fornitura di un prodotto desktop alle aziende come ausilio alla progettazione, alla sua evoluzione verso software di uso prima enterprise e a tendere software as a service, ovvero quella stessa soluzione che una volta veniva, tuttora peraltro, veniva acquistata in forma, diciamo, definita e chiusa sul computer di un singolo utente, oggi è sempre più, vede sempre più essere offerta come servizio e quindi essenzialmente in un uso a tempo, secondo necessità, spesso attraverso cloud. E quindi la relazione che prima, che un tempo forse era appunto di confezionamento di un prodotto come qualsiasi altro, un prodotto software come qualsiasi altro, sta diventando sempre più un'offerta di servizio coordinata con altri attori che possono essere anche competitor in alcuni contesti, possono essere semplicemente partner, sono sicuramente clienti e quindi, diciamo, prende sempre più importanza il saper dialogare ed interfacciarsi ad altri ambienti, pur ovviamente mantenendo il proprio intellectual property preservata. E sulle parole di Carlo Paoloni di Esteco ci fermiamo per l'ultima pubblicità. A tra poco. Ultima parte di Economai FVG, insomma il mondo digitale è un mondo sicuramente molto ampio con il quale dobbiamo fare i conti anche noi tutti i giorni, abbiamo visto tra app, videochiamate, collegamenti da remoto, ma ci siamo abituati purtroppo in questo periodo ad avere a che fare con queste cose, però uno degli aspetti fondamentali è la sicurezza dei nostri dati personali e anche dei dati delle aziende. Allora Bosello, voi avete particolare attenzione su questo, però naturalmente più il tempo passa e più bisogna stare molto attenti a quelli che sono i nostri dati e a come proteggerli. Massima attenzione, anche perché i dati sono il petrolio del futuro, quindi è una delle cose più importanti che un'azienda porta in dote e per tale motivo li deve saper conservare, preservare, tutelare, proprio per poter fare in modo che non diventino un campo ostile che si rivolta contro l'azienda stessa. Noi stiamo facendo un percorso importantissimo e una sensibilizzazione importante a tutte le imprese e anche alla pubblica amministrazione, proprio perché è importante in questo momento dove il digitale è pervasivo e quindi il campo e il raggio d'azione è ampio, si amplia ovviamente anche il raggio d'azione dell'attaccante. E conseguentemente il rischio è elevatissimo. La creazione di una consapevolezza, di una cultura in merito a un concetto di cyber security deve essere parimenti proporzionata a quello che è lo sviluppo digitale dell'impresa stessa o della pubblica amministrazione.
conseguentemente serve un percorso che nasca proprio da un concetto di base che è quello della consapevolezza, che parte dagli utenti, dalle persone che sono il singolo cittadino, ma che poi va a lavorare nelle imprese, quindi deve capire quelli che sono i rischi nell'utilizzo di tutti i dispositivi digitali, di tutti gli strumenti che un'azienda mette a disposizione. Quindi la cosiddetta awareness è fondamentale perché l'utente è il primo muro per potersi difendere in azienda, e le tecnologie per fortuna ci mettono nella condizione di poter fare anche creare dei percorsi formativi proprio per le persone e gli utenti, e quindi da lì si parte, da una presa di coscienza che parte dall'imprenditore e poi scala a tutti i dipendenti per capire come sto utilizzando e come posso utilizzare in maniera sana e consapevole uno strumento digitale. Allora le chiedo un paio di consigli da dare, insomma, a chi ci sta ascoltando su questo fronte, e poi qual è il grado di consapevolezza che abbiamo maturato, elevato, medio o ancora troppo basso? Purtroppo è basso, perché ce lo dicono i numeri. Noi facciamo tanti assessment nelle aziende e si parla anche, insomma, fra persone, perché ormai siamo tutti con dispositivi alla mano, abbiamo tutti i figli che ormai accedono a dispositivi digitali con i rischi del caso. E quindi io mi rendo conto che gli operatori del settore sanno molto bene che il livello di consapevolezza è basso, troppo basso per poter pensare di essere al sicuro, e purtroppo i numeri lo dicono, e sono costanti gli attacchi che avvengono sia nella sanità, quindi nel mondo dell'healthcare, che anche nel mondo dell'impresa. Sono di ieri, se non sbaglio, il caso di Italy che è stata attaccata, ma insomma abbiamo anche aziende locali. E purtroppo il costo del danno che ne deriva non è solo il costo magari di quello che ti viene chiesto come riscatto, ma è anche un danno reputazionale, è anche un danno di un fermo, di una filiera produttiva. Quindi l'indotto e il danno che si crea dietro un banale attacco non è solo quello che devo sborsare per poter riavere i miei dati, è tutto ciò che c'è intorno come danno d'immagine reputazionale. Allora chiedo ad Angeli, visto che insomma, è il più giovane anche come azienda della nostra trasmissione, insomma, come vede i prossimi anni, ecco, qual è secondo lui l'obiettivo, il target, la strategia che questo settore dovrà portare avanti nel prossimo futuro? Beh, il trend è sicuramente quello di riuscire a appunto fare partnership, come si diceva poc'anzi, e quindi cercare di unire le forze con aziende clienti e aziende anche complementari, e continuare a investire su quelle che sono le tematiche di digitalizzazione e efficientamento dei processi, e cercare di guardare all'estero anche come sbocco per i propri canali, perché come abbiamo fatto noi per esempio abbiamo realizzato dei prodotti software che abbiamo visto essere utili per i nostri partner che abbiamo scelto nel nostro percorso, e in questo modo abbiamo fatto mercato insieme. Stiamo aprendo quindi un mercato internazionale che prima né noi né i nostri partner con i quali lavoravamo tutti i giorni pensavamo fosse possibile, e quindi ecco che anche agevolare poi aziende nostre complementari a fare un'apertura di un nuovo mercato su nuovi settori e su nuove opportunità può veramente aprire delle strade che prima si potevano soltanto che immaginare o nemmeno immaginare. Ecco, lo chiedo anche a Virgilio, perché in effetti lui mi sa che è ancora più giovane, ecco. Beh, sì, sono abbastanza d'accordo con quanto ha detto Daniele da questo punto di vista. Sicuramente c'è una forte tematica di consapevolezza, presa di conoscenza, insomma, da questo punto di vista. L'altro grande tema è che gli aspetti di sicurezza spesso e volentieri vengono considerati anche come una riduzione dell'EBITDA, no? Quindi dei margini dell'azienda. Perché? Perché vuol dire andare più lentamente, perché vuol dire fare molti più step, molti più controlli per effettivamente raggiungere l'obiettivo, e questo spesso e volentieri non è estremamente in linea con quello che è il pensiero dell'imprenditore tipo, che bisogna avere tutto per ieri tendenzialmente e al minor costo possibile. Quindi da questo punto di vista secondo me questo momento storico spero che riesca a far capire che è estremamente fondamentale l'aspetto della sicurezza, però allo stesso tempo, se questo tipo di approccio non viene reso comunque anche più possibile snello nell'adozione, si finirà sempre per pagare pegno per non aver fatto nulla a livello di prevenzione, poi portare liberi in tribunale quando poi tutti i dati che avevi sono irrimediabilmente persi. Perché spesso e volentieri raccontiamo le storie delle aziende che ce la fanno, ma ci sono anche molte storie di aziende che non ce la fanno, perché non riescono in nessun modo a recuperare i dati, e
intere famiglie o anni di business finiscono nel niente. Grazie, professoressa Chiarvesio, ci dà un altro dato rilevante emerso dal report. Ecco, un dato un tema che non abbiamo toccato ma che forse vale la pena sottolineare, che è importante e che il Covid ha sottolineato ancora di più, è il tema della sostenibilità. Quindi ecco, questo è un altro elemento secondo me che diventa cruciale da due punti di vista. Da un lato in termini di sviluppo di soluzioni che aiutino le imprese a sviluppare, quindi anche i clienti, a realizzare processi e prodotti sempre più sostenibili, e dall'altro le aziende al loro interno devono lavorare su questo fronte, anche perché sempre di più, probabilmente per stare in filiere, si parlava molto di filiere internazionali, questo sarà un elemento che verrà valutato anche dal punto di vista dei fornitori, per esempio. Quindi questo è un tema ecco, in cui il report ci ha dato un risultato un po' duplice, nel senso, da un lato dal punto di vista quantitativo sembra che i progetti che vanno in questa direzione concreti non siano poi così numerosi, anche se nella realtà le imprese e anche tutte le imprese che abbiamo intervistato sono molto sensibili da questo punto di vista, anche in un'ottica poi molto ampia di sostenibilità, in cui possiamo recuperare anche tutto il tema del welfare e del supporto anche a contesti di lavoro, come dicevamo prima, in cui anche il benessere, l'attenzione alle persone, al modo in cui si lavora, al modo in cui si realizzano tutti i processi in senso lato sono rilevanti. Quindi forse è più presente di quanto le imprese stesse dichiarino, però sicuramente un tema centrale anche in prospettiva. Continua, tiriamo un po' le fila di questa trasmissione, insomma questo è il primo report che fate, insomma in programma immagino che ce ne saranno degli altri, non so se degli altri magari più specifici, ma comunque per cercare di analizzare questo trend, ecco, che cosa c'è da aspettarsi da questo settore. Sì, l'obiettivo è andare avanti in questa direzione e quindi con l'aiuto, col supporto delle università locali, dei professori, analizzare e prendere singoli pezzi di quello che è questo primo report abbastanza ampio del settore e cercare di approfondirli. Il report ci dà già non tanto delle conclusioni quanto degli stimoli, degli spunti su cui riflettere e su cui poi immaginare delle progettualità e delle politiche che vanno nella direzione del supporto alle aziende. E quindi è stato toccato prima il tema della formazione dei ragazzi, di chi esce dagli ITS o dall'università, e quindi abbiamo i dati alla mano che ci chiedono e ci dicono di insistere maggiormente sulla formazione e sull'orientamento delle nuove generazioni verso questo tipo di competenze, ed anche un altro tema su cui dobbiamo essere più sensibili è quello del mondo femminile, quindi del cercare di rendere meno maschile questo settore, perché ci sono ampi spazi di crescita e i dati ci dicono appunto che ci sono ancora troppe poche donne presenti in questo ambito e possono sicuramente portare del valore aggiunto se aiutate ed orientate soprattutto le nuove generazioni ad andare in questa direzione. E poi lo stesso supporto manageriale alle imprese. Le imprese che abbiamo qui questa sera probabilmente a loro non abbiamo molto da insegnare, nel senso che sono loro che devono insegnare agli altri come fare impresa, però c'è un grande margine, grandi spazi sulle altre imprese del settore per aiutarle a crescere e fare in maniera tale che siano poi loro di supporto alle altre imprese degli altri settori per fare quella che ormai è sulla bocca di tutti e purtroppo probabilmente anche abusato il termine trasformazione digitale. Se ne sente parlare in molti modi, in migliaia di variazioni, però poi si rischia di far perdere il senso e l'imprenditore di altri settori dice che non ci capisce e che non ci vuole avere a che fare. Se abbiamo la trasformazione digitale si fa con le imprese del digitale che devono essere a supporto degli altri settori. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare manforte e dare supporto alle imprese digitali per fare questo percorso. Allora, siccome ha parlato di figure femminili, rapidissimo giro con le 3 aziende per capire le quote rosa da loro come vanno. Virgilio. Ma allora noi siamo circa sul 25%, quindi abbastanza bene rispetto a come eravamo quando siamo partiti. Bosello?
Dunque, sto facendo i conti, dovremmo essere sul 20-25% anche noi, troppo poco. Angeli? Idem, confermo, Sì. 25% è proprio la media di settore secondo me. E bisognerà cercare di aumentarla. Allora, grazie a tutti gli ospiti che sono stati qui con noi questa sera e ci hanno illustrato questo settore digitale, che è un settore che ha grandissime potenzialità e le ha grazie sicuramente al cluster di TEDi, al supporto degli atenei regionali, ma soprattutto ai nostri imprenditori che ci mettono del loro. Grazie anche a Simone Caramaschi e Giandomenico Ricci in regia. Termina qui questa puntata di Economai FVG, l'appuntamento è a giovedì prossimo. Grazie e buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.